3 giorni è questo il tempo che il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena, ha dato al re del caffè, Massimo Zanetti, proprietario dell'edificio, per sistemare e mettere in sicurezza il tetto. Un palazzo storico in assoluto stato di degrado che si trova nella centralissima via Matteotti, in croce con il Terraglio. Zona di grande passaggio sia pedonale che automobilistico. L'altro giorno una tegola è piombata sul plateatico di un bar, fortunatamente senza causare danni alle persone, ma il rischio ormai è altissimo. Siamo intervenuti già ieri mattina con un'ordinanza rivolta ai proprietari, la proprietà è Zanetti, affinché in 3 giorni mettano in sicurezza l'edificio. I vigili del fuoco, fra l'altro, hanno evidenziato che altre tegole sono a rischio caduta e che delle parti dell'edificio vanno ristrutturate. Dopo la messa in sicurezza la proprietà dovrà pensare a sistemare la struttura. Dopodiché dovranno fare tutto quello che va fatto, cioè fare una perizia e quindi fare quegli interventi che sono necessari, che si renderanno necessari per mettere in sicurezza complessivamente l'immobile. La gente passa e scuote la testa. E ogni volta che passiamo di qua comunque ci chiediamo perché, visto che siamo in centro, qui cada tutto a pezzi. Situazione fra l'altro che si trascina da anni. Anche l'ex sindaco Giovanni Azzolini era intervenuto con diverse ordinanze. Si era anche impegnata la proprietà a ristrutturare, giustamente a dare valore a quello che è un palazzo bello, ma ormai fatiscente e soprattutto pericoloso. Ma alla fine non si è fatto nulla, bisogna continuare a marcare a uomo la proprietà ed obbligarla ad intervenire, ormai il pericolo è imminente. Trascorsi 3 giorni, l'amministrazione avverte: passiamo alle vie legali.